La formazione di casa dell'FC Volley in divisa azzurra, guidata da Cristian Magro e Gianpietro Bertoncello, gioca con Serena Scopel alzatrice, Cinzia Zaninello opposto, Cristiana Parenzane e Giulia Gasparin schiacciatrici, il capitano Mila Rizzo ed Erika Montemezzo centrali, Roberta Curto libero. Le ospiti veneziane dell'Elpis Volley in completa tenuta blu schierano l'alzatrice Giorgia Favaron, l'opposto Vanessa Casonato, il capitano Anna Pozzobon e Anna Marcotti schiacciatrici, Verena Finco e Anna Mori centrali, Francesca Momentè libero. Il primo allenatore è Fabio Fontana, il secondo Samuele Mestriner. Fin dai primi scambi l'FC Volley impone con autorevolezza la propria superiorità. Con l'ottimo servizio della Zaninello le locali infilano punti su punti, arrecando notevoli danni alla ricezione avversaria. Pozzobon, Momentè e Marcotti sono bersagliate dalle incisive battute dell'opposto numero 13, che mette a nudo tutti i limiti della ricezione veneziana. Il break dell'FC Volley stordisce le ospiti, che riescono a fare il cambio palle in virtù della doppia della Scopel, quando il tabellone segna 15-3 per le locali. Oltre alla battuta efficace, le azzurre di casa sfruttano l'ottima prova in attacco della centrale Mila Rizzo, atleta di Serie A, e dell'impeccabile Parenzan, altra grande con una lunga carriera alle spalle. L'Elpis non riesce praticamente mai ad attaccare, mentre l'FC Volley gioca sul velluto e produce un parziale devastante di 10-1, vincendo a mani basse il primo set per 25-4. La ripresa propone subito incoraggianti segni di risveglio per l'Elpis, che si avvantaggia sul 3-1 coi punti a muro e in attacco di Vanessa Casonato, promettente opposto classe 91. Il buon momento delle ospiti però dura poco, perché il muro alto dell'FC si oppone con successo agli attacchi dell'Elpis e i contrattacchi della Zaninello non danno scampo alla difesa avversaria. Molto utile per le padovane l'apporto di Giulia Gasparin, incisiva in battuta, lucida e precisa in attacco, positiva a muro. Le locali si avvantaggiano dapprima sul 7-3, poi danno la spallata determinante volando sul 16-4. Le ragazze di coach Fontana sono costrette a subire e l'ingresso di Linda Sgnaolin per la spenta Pozzobon, se da un lato migliora il rendimento della ricezione, dall'altro riduce ulteriormente la caratura tecnica dell'attacco veneziano. Cristian Magro dà fiducia alle riserve, l'alzatrice Michela Morano e l'opposto Chiara Marangoni subentrano a Serena Scopel e a Cinzia Zaninello. Le azzurre dominano, portando agevolmente a buon fine anche la seconda frazione, che si conclude sul 25-13 per l'FC Volley. Coach Magro modifica ancora la formazione padovana, inserendo nuovamente Scopel e Zaninello al posto di Morano e Marangoni. La banda numero 10, Silvia Mella, da molti anni a Fontaniva, entra al posto della Parenzani. Complice un leggero calo della ricezione avversaria, l'Elpis riesce a tenere maggiormente a muro e in difesa, ricostruisce e finalizza con la valida Casonato, elemento cardine dell'attacco dopo l'uscita di Anna Pozzobon. Le azzurre dell'FC rispondono con l'ottima Zaninello, a segno anche da seconda linea e con la Gasparin, portandosi avanti sul 9-6. Due ricezioni errate consecutive delle locali riportano sul 10 pari l'Elpis, che però ricambia con un filotto di svarioni causati dall'insidiosa battuta della Zaninello per il nuovo allungo dell'FC Volley sul 18-11. Ci piazziamo bene, 1, 2, 3, andiamo sotto e carichiamo, perché se non alziamo la palla per il nostro centrale 1-2 difesa schierata e non giochiamo. Le ragazze in blu non gettano la spugna, colpiscono con la fast di Verena Finco, avviando una generosa rimonta che si perfeziona sul 23 pari, grazie alle conclusioni vincenti della grintosa Casonato, la migliore delle veneziane insieme alla Finco. Le padrone di casa sbagliano qualche pallone di troppo sia in ricezione che in attacco con la Zaninello, che regala all'Elpis una palla a 7 sul 24-23, vanificata dal contrattacco fuori della Sgnaolin. La Parenzan rientra al posto della Mella. La Finco va a segno sul primo tempo, ma la battuta fuori della Casonato ristabilisce la parità 25-25. L'esperienza e la tecnica di Zaninello e Rizzo forniscono alle azzurre il valore aggiunto per cogliere i 2 punti decisivi. L'opposto numero 13 colpisce in contrattacco da seconda linea, poi la centrale numero 9 mura la Casonato, chiudendo sul 27-25 partita e incontro.
Sapevamo che questa partita era difficile, però già dal primo set abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Al secondo set siamo migliorate, al terzo ancora meglio. Peccato che abbiamo perso il terzo set, ci abbiamo messa tutta e al ritorno faremo del nostro meglio per riuscire a vincere la partita. E loro sono molto giovani, è una squadra che punta a fare bene, però per il momento si stanno un attimo assemblando. Il nostro è un bel gruppo, ci stiamo amalgamando, la palestra, il lavoro in palestra va molto bene e basta. Era una partita facile, anche se contro di noi le squadre lotteranno fino alla morte per poterci battere. Era una squadra molto giovane, però molto aggressiva, che poteva metterci in difficoltà in varie situazioni. La partita di questa sera è stata una partita condotta in maniera ottima dalla squadra. Così come avevo chiesto alle ragazze di spingere sull'attacco è stato fatto, la parte della copertura degli attacchi allenata durante la settimana è andato bene, l'abbiamo fatta bene. Devo dire che per il momento è un piacere lavorare con le ragazze, sia quelle che stanno crescendo sia quelle più evolute, perché si mettono bene a disposizione dell'allenatore. In certi momenti della partita abbiamo un po' degli attimi di incertezza, ma è fisiologico e naturale. Bisogna lavorare ancora molto durante gli allenamenti e, come si è visto stasera, quando si allena bene in battuta si riceve bene e il contributo in battuta è stato ottimo.